Lo strumento normativo c'è, ma ha oltre mezzo secolo di vita. Le direttive comunitarie più stringenti e gli effetti devastanti dei cambiamenti climatici danno la misura dell'urgenza di una revisione della legge speciale per Venezia. Approvata nel 71, dopo l'acqua granda del 66, il Mose adesso c'è, ma i problemi della laguna sono tanti e anche altri. Ad aver messo a fattor comune le competenze per rivedere la legge speciale è l'Ordine degli Ingegneri di Venezia. Un anno di lavoro, 56 pagine di proposte per andare oltre. Il nostro intendimento è quello di suggerire, di proporre, di trattare i temi con la competenza che hanno gli ingegneri, ma sappiamo bene che non è l'unica, per suggerire alle istituzioni, ai decisori, le politiche da adottare. Ma qui nessuno decide, il comitatone non si riunisce da 5 anni e l'autorità per la laguna, lamenta il presidente dell'Ordine degli Ingegneri, fatica a decollare. Il prossimo anno a Venezia si vota fra proposte di statuto speciale e legge speciale da rivedere. Per Mariano Carraro il tempo stringe. Perché arriveremo a un punto in cui il Mose, per poter garantire la salvaguardia di Venezia, dovrebbe rimanere probabilmente sempre chiuso. Questo non è possibile. Il tema del Mose appunto è importante nei prossimi 100 anni, ma bisogna cominciare fin da subito perché i prossimi 5 anni saranno vitali per le soluzioni che si andranno a proporre e a individuare successivamente.